Il problema fondamentale dei giovani medici, sia in Sardegna che ovviamente a livello nazionale, ovviamente è il precariato, ma la ripercussione che ha il precariato della classe medica sui pazienti ha delle conseguenze disastrose, tra cui si annoverano i ritardi strutturali per, ad esempio, l'esecuzione di visite, la mancata continuità di cura, per cui il medico che ha un contratto ovviamente non definitivo, non a termine, tende a cambiare sede più volte, quindi il paziente non ha una figura univoca a cui riferirsi e questo provoca ovviamente anche un grosso problema che è il turismo sanitario, per cui per la mancanza di alcune figure specialistiche qua in loco in Sardegna i pazienti sono costretti ad andare oltremare per eseguire delle prestazioni sanitarie che potrebbero tranquillamente essere erogate dalla nostra regione. Il problema fondamentale che crea questo disequilibrio è l'accesso alle scuole di specializzazione. Noi stanziamo ogni anno delle borse regionali che purtroppo per criteri poco restrittivi vengono bruciate oppure assegnate a persone che effettivamente non risiedono in Sardegna o che dopo il periodo di formazione post laurea pigliano il know-how dalla Sardegna e lo portano altrove, lasciandoci fondamentalmente i reparti scoperti a rischio chiusura. E inoltre il sistema praticamente che ad oggi dipende completamente dall'università deve essere, secondo quanto dice anche il governo centrale, leggermente rivisto e deve contemplare una organizzazione in senso di teaching hospital, cioè gli ospedali pubblici e le aziende sanitarie del posto devono collaborare con le università e devono permettere la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani medici. Questo provoca due benefici enormi. Uno, ovviamente il rinfoltimento dell'organico carente, come ben sappiamo e come ben leggiamo dalla cronaca tutti quanti i giorni, sia isolana che nazionale, e in seconda battuta un annullamento dei cosiddetti medici in imbuto formativo e quindi precari che potrebbero formarsi, lavorare e dare un apporto alla nostra isola in modo positivo e propositivo.